Salve, allora adesso vi voglio parlare degli accenti. Gli accenti. Esistono tre tipi di accenti, o almeno tre modi, tre occasioni in cui usare un accento. Il primo tipo si chiama accento tonico. Ogni parola ha un accento tonico. Tonico significa forza. Infatti il tonico è anche quello che ci beviamo per darci un po' di forza. E questo accento si mette per dare più forza a una sillaba, a una vocale della parola. Per esempio, Perù è l'accento è alla fine, cadere l'accento è la penultima, scendere l'accento è la terzultima. In italiano, così come anche in napoletano, è obbligatorio metterlo soltanto sulla vocale finale. Okay? Poiché la stragrande maggioranza delle parole è una parola piana, l'accento è sull'ultima. Infatti quando vengono gli stranieri qua in Italia dicono Napoli, Fiesole, tutte queste cose qua, perché loro pensano che tutte le parole italiane che non siano accentate sono piane, appunto. Mentre invece noi abbiamo anche le parole sdrucciole, che sarebbero scendere, oppure abbiamo anche quelle prime, e ancora quelle prime, quadristrucciole e tutta una serie di cose. Però in linea di massima il 97-98% delle nostre parole appartengono a queste, sia in napoletano che in italiano. Per cui, così come in italiano, si mette l'accento tonico solo per far capire qual è quella tronca. Le altre non si mette, a meno che non siano parole così inusuali, che uno dice come si legge sta parola, che si può mettere un accento, altrimenti non si mette. Poi esiste un altro tipo di accento, o di occasione per mettere l'accento, che è l'accento diacritico. La parola diacritico viene dal greco, significa differenziare, che differenzia. Questo è un accento che serve per differenziare parole che altrimenti sarebbero scritte. La mamma è la mamma è la articolo, la avverbio. Questo accento qua non si mette perché questo è più bello, quello è più forte, no, unicamente per differenziare. Questo ci fa capire che sui monosillabi l'accento è sempre diacritico, che serve unicamente per differenziare. Se Marco pensa solo a sé, per cui se Marco, il primo se si scrive senza niente, se il secondo se si mette invece l'accento per differenziare, che è un accento diacritico, si mette unicamente per differenziare, non per nessun altro motivo. Poi il terzo accento è accento fonico. La parola fonico l'abbiamo già vista in un altro video, significa suono. L'accento che dà suono. In italiano noi abbiamo, lo sapete, due E e due O. La E di bello e la E di sera. Non diciamo bello, così come non diciamo sera, a parte in alcune zone che hanno un solo accento. Tutte le E sono aperte, oppure tutte le E sono chiuse. E diciamo colla e diciamo coda. Non diremmo colla, così come non diciamo coda, sempre in alcune zone invece dicono coda. In linea di massima abbiamo questi due E e questi due I. Allora, per far capire nei libri di fonetica, per esempio quelli per gli attori, che insegnano come si pronunciano correttamente le varie parole italiane, vanno messi questi accenti fonici, mentre invece nella scrittura normale noi non la mettiamo. È consigliabile ma non obbligatoria quando abbiamo parole simili che però hanno suoni diversi. Per esempio Giorgio legge, la è aperta, hanno messo una nuova legge, la è chiusa. Noi quando scriviamo Giorgio legge una lettera non mettiamo l'accento sulla E. E così come è uscita una nuova legge non mettiamo l'accento qua. Ma quando ci troviamo con una frase in cui ci stanno tutti e due, per esempio l'avvocato legge la legge, e allora là diciamo forse ce la metto perché serve a distinguere, altrimenti non si capirà. Però così come in italiano e in napoletano questo accento fonico non si mette mai. L'accento diacritico si mette sempre per differenziare e l'accento tonico si mette soltanto sulla parola tronca, la parola finale. Vediamo se c'è qualche altra cosina.
poi, poi nei verbi all'infinito, tipo mangia, canta, sapè, che sarebbero troncamenti, se qualcuno ricorda l'altra lezione quella sugli apostrofi, per cui mangiare, noi togliamo re, mangiare, e dovremo mettere un apostrofo. Al posto di re va un apostrofo, mentre invece in napoletano si è consolidato che si mette l'accento, per cui diventa mangia, 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 canta, sapè, volè, tutti i verbi all'infinito hanno l'accento e non l'apostrofo. Questo per togliere sempre apostrofo. Poi la stessa cosa l'abbiamo con quando chiamiamo qualcuno, noi in napoletano tagliamo. Vincenzo, io mi chiamo Enzo, Vincenzo, quando qualcuno mi chiama da lontano dice Vici, per cui sarebbe sempre anche questo una apocope, per cui non mi viene la parola, tagliare, accorciamento, Vincenzo diventa vicie, diventa un vicie, per cui lo stesso con Oepe per Peppe, Gioà per Gioan, per Giovanni e tutte queste cose, per cui i verbi all'infinito accentati e se hanno bisogno appunto dell'accento chiuso o aperto si può mettere, così come la parola italiana perché si mette l'accento chiuso, non l'accento aperto sulla E. Che altro ci sta? Niente, basta, ci possiamo fermare qua. Bene? Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.